Se il mondo dell'informazione e della comunicazione sta cambiando, diciamo che il Friuli c'è tutto dentro, sta camminando e sta cambiando insieme al resto del mondo e questo è un buon segnale perché sfata anche, secondo me, un pregiudizio che alcune zone del paese corrano più velocemente di altre e alcune più lentamente. Essere a Milano a raccontare com'è il Friuli di oggi e come sarà il Friuli di domani è veramente avvincente, affascinante, oserei dire eccitante, soprattutto crea una dimensione positiva di attesa per il futuro. Oggi abbiamo parlato con ragazzi, con fruitori del mondo che verrà e sono molto attenti alle cose che abbiamo raccontato della nostra terra, di quello che la nostra terra è potenzialmente, di quello che può diventare. È una bella iniziativa, è importante aver portato la nostra terra fuori dai suoi confini e rappresentarla così correttamente, mi viene da dire, nella capitale morale del paese. Spero che molti abbiano l'occasione di vivere questa esperienza perché è oltremodo gratificante. Oggi abbiamo parlato anche del ruolo dell'informazione e in particolare del ruolo dell'informazione online. Io credo che spesso di questi tempi ci troviamo davanti a un equivoco. Stiamo comunicando o stiamo informando attraverso la rete? Sono due cose completamente diverse. Grazie ai social network oggi arriva molta comunicazione, arriva naturalmente anche molta informazione. Io sono fra coloro che sostengono che l'informazione vada nettamente separata dalla comunicazione, che non crede che tutti possano fare tutto. Tutti siamo portatori di alcuni piccoli elementi di informazione, però io penso che anche oggi sia importante lasciare ai giornalisti il compito di mettere insieme tutte queste micro informazioni e trasformarle in vera informazione. Abbiamo parlato della necessità di mantenere un livello di alta professionalità fra i giornalisti, abbiamo spiegato che cos'è un giornalista oggi e perché è più importante rispetto al passato essere ancora meglio formati, essere meglio motivati nello svolgere questa professione. Allora, un dibattito estremamente interessante che nasce da cui vengono fuori due aspetti importanti. Da una parte la crisi di credibilità degli informatori professionali, dall'altra la grande voglia dei ragazzi di essere sulla rete, di avere informazioni sulla rete, di riuscire a trovare dei nuovi interlocutori che siano in grado di informarli e di condurli in un percorso di conoscenza. Questa è stata la sensazione più forte che io ho tratto da questo dibattito molto bello al quale ho partecipato col direttore Omar Monestier. Le tematiche che abbiamo affrontato sono tutte quante legate a come la rete stia cambiando i paradigmi di comunicazione e come la rete stia cambiando il rapporto fra chi la rete la utilizza e chi sulla rete inserisce informazioni o si in qualche modo candida a essere un informatore, quindi sia un giornalista ma sia soprattutto un influencer. Dal mio punto di vista, quello che io ho cercato di dire è che la rete è un'enorme possibilità ed è un gigantesco amplificatore di quelle che sono le dinamiche umane classiche. Immaginiamo che la rete sia un enorme gruppo di persone che parla liberamente e tutti devono avere la libertà di dire quello che vogliono. Questo è una libertà, una forma di democrazia molto forte, però all'interno di questo mondo di persone che parlano ci devono essere delle figure che devono venire fuori e si devono assumere una responsabilità importante, che è quello di essere degli informatori per il mondo esterno, e quindi in questo senso il ruolo che devono giocare è quello di diventare degli influencer, ma quindi esserne responsabili di questo. E in tutta questa dinamica poi, tra l'altro, il quadro da cui siamo partiti poi sul ragionamento è che questa è un'enorme possibilità, un'enorme occasione per le piccole e medie imprese, perché permette loro non solo di accedere a delle forme di valore economico che prima non esistevano, ma in più mette a loro a disposizione tutta una serie di strumenti a livello di comunicazione, di marketing, di rapporto con i propri clienti, di promozione del proprio prodotto, di capacità di raggiungere clienti ovunque senza barriere temporali o geografiche che prima non esistevano, e il tutto a costi estremamente bassi. Quindi chiuderei con la battuta che ho fatto prima quando ho iniziato il mio intervento: in realtà il futuro non è davanti a noi, ma il futuro è già oggi qui con noi. Quello che bisogna fare è riuscire a coglierlo.